Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Scene di guerriglia urbana ieri sera allo stadio Euganeo di Padova durante la partita di Coppa Italia di Serie C. Gli ultras del Catania hanno invaso il campo andando a strappare uno striscione dei padovani. Momenti di tensione con la polizia, ma ci racconta tutto in diretta Valentina Visentini con Cristian Rocchi Agliende. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno dalla Questura di Padova. Brutti momenti quelli che si sono visti ieri sera allo Stadio Euganeo, brutti momenti di sport quelli che si sono vissuti allo Stadio Euganeo di Padova ieri sera, dove era in corso la partita di andata tra Padova e Catania per la Coppa Italia di Serie C. Durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo un ultras del Catania è riuscito a scavalcare la recinzione e poi aprire il cancello, e c'è stata un'invasione di campo con il tentativo di andare a strappare uno striscione agli tifosi avversari del Padova. Qui con me c'è il questore di Padova, Marco Dorisio. Ieri sera la gestione dell'ordine pubblico ha richiesto un impegno massiccio di forze dell'ordine. Com'è andata ieri sera, signor questore? Sì, come ho anticipato, l'unico episodio che abbiamo dovuto gestire è stato appunto quello dell'invasione all'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Premetto che sia nelle fasi di afflusso dei tifosi ospiti, ma anche dopo la gara, non c'è stato alcun contatto né alcun tentativo di cercarsi gli uni con gli altri. Al termine del primo tempo abbiamo ricostruito tutto quello che è accaduto. C'è un sostenitore etneo ha scavalcato il cancello che delimita appunto il settore della curva nord verso il campo, che normalmente viene utilizzato come via di fuga, di esodo in caso in cui bisogna evacuare il settore. Quindi ha scavalcato, ha aperto il maniglione semplicemente, quindi ha aperto il cancello e ha consentito l'accesso e quindi l'inizio dell'invasione da parte di circa una sessantina di sostenitori etnei. Ormai noi da anni siamo all'esterno degli stadi praticamente, no? Nella gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, ma in questo caso la safety viene garantita dalla società di calcio. In questo caso siamo dovuti intervenire immediatamente, quindi i funzionari unitamente alle squadre del reparto mobile di Padova, di Bologna, ma anche dell'Arma dei Carabinieri e della Finanza sono intervenute, quindi hanno contenuto questa invasione e fatto in modo che i sostenitori etnei tornassero nel loro settore. Ripristinata la normalità, la partita poi è giunta fino al termine. È chiaro che subito sono iniziate le attività da parte delle Digos di Padova e anche quella di Catania. Nell'immediatezza sono stati bloccati 3 sostenitori e tratti in arresto, tra cui proprio quello che col suo scavalcamento ha aperto il cancello e ha permesso l'invasione. In questi casi si applicano i cosiddetti arresti differiti, cioè 48 ore dopo. 2 persone sono state arrestate questa mattina invece. Le 2 Digos stanno ancora lavorando. Questa mattina un quarto sostenitore etneo è stato arrestato a Milano Linate, si era appena imbarcato su un volo aereo appunto per Edimburgo, e così come a Catania i colleghi della Digos di Catania hanno arrestato un quinto soggetto che ha partecipato all'invasione. Le attività proseguono non solo per gli arresti in differita, ma anche e soprattutto per l'irrogazione di quelli che saranno i provvedimenti di DASPO, cioè di inibizione di accesso alle manifestazioni sportive. Ci sono da registrare feriti anche tra le forze dell'ordine. Qual è il bollettino? Questo intervento nel gestire questa invasione, alla fine parliamo di contusi, 4 colleghi operatori della Digos di Padova, anche loro contusi, e 4 agenti del secondo reparto mobile di Padova hanno riportato delle contusioni. Ci tengo a sottolineare l'elevata ed estrema professionalità dimostrata sia dai funzionari nel gestire questa situazione di invasione e anche e soprattutto da parte dei colleghi del reparto mobile di Padova, di Bologna, ma anche della stessa territoriale, che sono riusciti con equilibrio a gestire sicuramente una situazione complessa e non semplice. Ultima domanda, signor Questore. Nei prossimi giorni ci sarà un suo sopralluogo anche insieme alla società del calcio Padova per definire ulteriori misure di sicurezza all'interno dello Stadio Euganeo? Sì, questa mattina alle 10 c'è stato un debriefing proprio nel massimo spirito di collaborazione con il presidente del Padova Calcio, con la dirigenza del Padova, col sindaco, dove appunto abbiamo analizzato il vulnus, se
quel cancello fosse stato chiuso staremmo oggi a parlare della partita, del risultato, e quindi sicuramente una rivisitazione, quindi faremo un sopralluogo, rivisitazione di quello che è il regolamento d'uso, e soprattutto quei cancelli devono stare chiusi durante, ripeto, le partite di calcio, con uno steward che presidia con la chiave, e adatteremo anche alcune misure come per esempio i preselettori che devono essere ai varchi di prefiltraggio e anche praticamente agli stessi varchi di accesso. Tutte misure, ripeto, che serviranno sicuramente a rendere ancora più in sicurezza e godibile questo sport bellissimo che è il calcio. La partita poi è proseguita, ha ripreso con il secondo tempo in modo regolamentare, e alla fine della partita non ci sono stati ulteriori contatti o scontri tra le due tifoserie. I tifosi del Catania sono stati accompagnati in stazione, dove sono stati controllati, c'è stato un secondo filtraggio, e questo è quello che è stato sequestrato dagli uomini della Polizia di Stato di Padova. E io restituisco la linea allo studio e vi lascio con le immagini di quanto è accaduto ieri sera allo Stadio Euganeo. Doveva essere una serata di festa la finale d'andata di Coppa Italia di Serie C tra Catania e Padova, ma è andata letteralmente in fumo, quello dei fumogeni lanciati dagli ultras del Catania verso i tifosi biancoscudati in tribuna est. Via, 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 via! Succede tutto a 5 minuti dalla fine del primo tempo, quando alla spicciolata un gruppo di ultras siciliani è riuscito ad aprire un portone che separa la tribuna nord, settore riservato ai tifosi ospiti, al campo. Fumogeni, petardi scagliati contro il settore dei padroni di casa, pieno di famiglie per quella che doveva essere una festa e si è trasformata in una guerriglia. Sono 10 minuti di follia, viene rubato anche lo striscione di un club di sostenitori biancoscudati. L'odore acre dei fumogeni si diffonde in tutto lo stadio. A riportare la situazione alla normalità, le forze dell'ordine che hanno fermato gli oltre 1800 sostenitori del Catania, ben oltre le 23:15 per evitare ulteriori contatti con gli ultras padovani. 3 catanesi sono stati portati dalla Didos in questura. Un primo bilancio parla di 4 poliziotti rimasti feriti negli scontri, come ha denunciato il sindacato di polizia FSP. La partita si è conclusa con la vittoria del Calciopadova per 2-1. E adesso da Padova ci spostiamo in provincia di Treviso, andiamo a Preganziol, dove all'incirca un'ora e mezza fa si è verificato un incidente mortale lungo il terraglio. Ci racconta tutto Sharon Di Carlo con la collaborazione tecnica di Simone Merlo. Buongiorno Sharon. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo proprio qui sul luogo dell'incidente lungo il terraglio, proprio all'altezza del cash and carry. Erano le 10:28, Simone Merlo adesso vi fa vedere le immagini quando è avvenuto un incidente mortale, un violento scontro tra un furgoncino e una moto. A perdere la vita un motociclista di cui ancora non sappiamo le generalità. Quel che sappiamo è che si tratterebbe di un uomo sulla settantina. Chiaramente appena avremo maggiore informazione ve le daremo in diretta. Come vedete in questo momento sono all'opera i carabinieri per i primi rilievi, la polizia locale. Dalle prime informazioni, da quello che sappiamo, probabilmente il motociclista stava sorpassando il furgoncino quando appunto si sono scontrati, uno scontro violentissimo che ha catapultato la moto proprio all'altezza del fosso dove c'è ancora la moto, c'è il casco ancora lì del motociclista e c'è anche il corpo dell'uomo, probabilmente del settantenne, ovviamente coperto da un telo. Proprio in questo momento, Filippo, è arrivato il furgoncino delle onoranze funebri, quindi tra poco si procederà con il recupero del corpo. Noi stiamo qui, monitoriamo la situazione, quindi appena abbiamo maggiori informazioni richiediamo la linea. Sharon Di Carlo in collegamento in diretta da Preganziol con Simone Merlo. Noi parliamo di un'altra persona che ha perso la vita, questa volta lungo la tangenziale di Padova. Aveva 20 anni, era di Abano e stava andando al lavoro, un lavoro per il quale era stato assunto appena una settimana fa.
Aveva comprato la moto solo un mese fa, era un suo grande desiderio e una passione come quella per i motori. Studiava per diventare meccanico. Alfred Vocai, il ventenne di Abano Terme, morto ieri mattina in un terribile incidente lungo la tangenziale di Padova, all'altezza dello svincolo della direttissima che porta verso il comune termale. Il giovane stava andando al lavoro. Una settimana fa era stato assunto in un'autofficina della zona industriale di Padova. Di sera invece frequentava la scuola per diventare meccanico. I suoi sogni però si sono infranti sull'asfalto della tangenziale in uno schianto tremendo contro un'auto che stava arrivando dal senso opposto di marcia. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale di Padova. All'origine della sbandata ci potrebbe essere un malore del giovane, una manovra sbagliata o una disattenzione. La moto ha improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo contro l'auto che non è riuscita ad evitare l'impatto. La moto Aprilia 125 si è incastrata sotto la parte anteriore della macchina. Nonostante l'immediato soccorso dei medici del 118, per il ventenne non c'è stato nulla da fare. Alfred Vocai, nato a Padova da genitori di origini albanesi, viveva con la mamma che lavorava in un albergo termale, il papà che ha un'impresa edile e con la sorellina di 12 anni. Un altro problema che si è verificato sulle nostre strade, fortunatamente senza alcuna conseguenza per le persone, è accaduto in un cantiere ai sottoservizi di via Selvanese a Zelarino, siamo in comune di Venezia. L'asfalto ha improvvisamente ceduto sotto il peso di un camion dell'impresa che era impegnata nei lavori. Il camion è sprofondato su questa strada che è la via Selvanese, dovuta ovviamente a dei lavori che stanno facendo di riposizionamento di tubi per l'Enel. Ovviamente questo lavoro si è maturato e abbiamo capito che sotto c'è una voragine dovuta sicuramente a delle perdite su delle tubazioni idriche. Quando il presidente della municipalità di Chirignago Zelarino, Francesco Tagliapietra, si è precipitato in via Selvanese, si è trovato di fronte ad una voragine impressionante. L'asfalto ha ceduto creando un buco che appare simile, se non forse maggiore, di quello che il 4 marzo si era aperto in via San Donà a Carpenedo. Questa voragine pare di essere molto ampia sotto, sulla parte sottostante, circa un 3 metri e mezzo per una larghezza di circa 2,5 metri. Tempestivamente rimosso il camion che era letteralmente affondato sotto la strada e dell'impresa che sta svolgendo i lavori nella via. Il camion era parcheggiato o si stava muovendo? Stava facendo una piccola retromarcia e ad un certo punto è crollato il sedime stradale e quindi il camion si è seduto sulla strada. Il tutto è stato un momento sicuramente drammatico, ma non ha avuto conseguenze per la persona e per le persone che c'erano e che ci sono appunto qui intorno, che stanno lavorando. Il buco è stato prontamente coperto e per un po' la strada sarà a senso unico alternato. L'obiettivo è di ripristinare la normale viabilità il prima possibile. Nel frattempo sono partite le verifiche che accerteranno l'eventuale presenza del rischio che situazioni del genere possano verificarsi in altri punti della strada. E a Padova i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori un 42enne marocchino già noto alle forze dell'ordine, fermato ieri pomeriggio nel quartiere Arcella dopo che l'ex moglie aveva allertato i carabinieri dicendo di essere pedinata per l'appunto dall'ex marito. L'uomo è stato sorpreso mentre si era nascosto dietro una siepe. Lo scorso novembre gli era stato imposto l'allontanamento dalla casa familiare, mentre il 5 marzo gli era stato notificato un ammonimento dal questore di Padova. Il 42enne è stato così arrestato e rinchiuso in carcere. Maltrattamenti, percosse e minacce nei confronti della famiglia anche a Lonigo, dove i carabinieri hanno effettuato un arresto in differita per l'uomo. Il giudice ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri di Noventa Vicentina, intervenuti a seguito di una denuncia, hanno arrestato in flagranza un uomo residente in provincia con precedenti che nella medesima mattinata, nel corso di un litigio, si era reso responsabile di maltrattamenti, percosse e minacce nei confronti della convivente. Acquisite le testimonianze e ricostruita la dinamica dei fatti, i militari hanno proceduto all'arresto in differita, così come previsto dalla recente disposizione di legge. Il giudice ha disposto l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'applicazione del braccialetto elettronico. A Treviso invece c'è un problema con le baby gang e i commercianti.
sottolineano come sia aumentata la presenza delle forze dell'ordine, ma resti la preoccupazione per una sicurezza che soprattutto nel fine settimana incide anche negli affari. L'altro giorno è passato un gruppo e questi hanno sputato per terra. Io ho detto, ma scusa, non si fa, e mi hanno sputato addosso. Allora io non dirò mai più non si fa, perché dopo è una cosa che ti va contro. La rabbia dei commercianti si mescola alla paura per possibili ritorsioni o semplici dispetti. Per questo la maggior parte degli esercenti che avviciniamo preferisce parlarci senza essere ripresa. Nel quadrante tra Piazza Borsa, Corso del Popolo, via Fiumicelli, via Toniolo, il problema baby gang si percepisce. Si respira tra le vetrine, tra gli sguardi di chi spesso quando scende la sera preferisce chiudersi dentro il proprio negozio per timori. È soprattutto nel weekend che la situazione si aggrava. Il sabato pomeriggio, sì. Ci sono un sacco di ragazzini, hanno anche solo paura alla gente che cammina. Io ho tante nonne che il sabato pomeriggio non vanno più a fare la spesa. Risse, spaccio di droga, furtarelli, quello che gli esercenti vedono accadere al di là delle loro porte, ma a volte anche all'interno delle stesse attività. Hanno preso 3 accendini tranquillamente in tasca e non li stavano neanche rimettendo giù. Io avevo la fortuna che per sbaglio c'era mio fratello qua e ha affrontato il ragazzino. Se lo faccio io con 3 ragazzini di fronte. Durante la settimana il fenomeno è meno accentuato ma comunque percepibile. Nonostante, vogliono sottolineare i commercianti, negli ultimi tempi la presenza delle forze dell'ordine sia notevolmente aumentata. Rimane comunque il fenomeno che è ancora da arginare completamente, certo. Spesse volte vedi gruppetti di persone magari con un aspetto un poco che ti danno poca fiducia a passare nel fianco. Magari per me che sono un uomo può non essere un grosso problema, però di sicuro per le signore del centro che vanno a fare la spesa magari può essere un po' un sintomo di pericolo. Quello che può dispiacere è che magari questi gruppetti di persone lasciano sporco, e per una piazza come Treviso è brutto da vedere. Non solo il fine settimana ma anche durante la settimana. Cosa succede? Noi vediamo continuamente passare forze dell'ordine, polizia, carabinieri per baby gang e quant'altro, sempre solita. Però comunque sicuramente c'è passaggio di forze dell'ordine. Dopo la rissa di domenica mattina in via Risorgimento, il timore è che il fronte caldo possa allargarsi ad altri quadranti del centro. È una brutta immagine per la città, dice ancora una commerciante. Perché noi clienti che abbiamo, turisti che vengono qua e ci chiedono ma perché c'è tutta questa polizia, carabinieri così? Perché sembra che Treviso sia una città non sicura, ma alla fine non è così. Sono maleducati, se tu ti dici ma scusa, butta nel cestino, te lo tirano dietro. È un brutto vedere tutti questi ragazzi giovani, maleducati, che sporcano la città e non fanno altro che bivaccare tutto il tempo di fronte alla Camera di Commercio, se ne infischiano dell'educazione e di niente, perché rispondono anche alle forze dell'ordine. Quindi questi vanno tolti da qua, punto. Quelle raccontate ai nostri microfoni sono le stesse preoccupazioni raccolte da Federmoda tra i suoi associati. Il problema della sicurezza di questi sabati pomeriggio che sono dissuasivi magari alla passeggiata della famiglia in centro città e magari anche all'ulteriore acquisto. A Mestre invece si è verificata l'ennesima spaccata al ristorante Amelia Romana. Siamo in via Miranese, poco distante da via della Giustizia, una via che è stata spesso al centro della cronaca nera. Il titolare afferma non ne possiamo più, il governo deve agire in fretta. È l'ottava volta che fanno effrazioni, che rubano, che spaccano. E purtroppo anche con telecamere, con sirene e tutto quanto rimane veramente difficile dissuaderli. Ancora una spaccata nel ristorante di via Miranese. Vetri rotti, porte forzate, ma nessun bottino perché è scattato l'allarme. In breve sono giunte sul posto le forze dell'ordine insieme al titolare. Ma a quel punto i vandali, che avevano fatto un sopralluogo nel pomeriggio, secondo quanto racconta Serpente che li ha visti, erano fuggiti. Ora resta la conta dei danni e tanta amarezza. Parliamo di cose continue. Questa 15 giorni fa sono venuti un'altra volta, hanno fatto un altro danno, è diventata una situazione insostenibile, perché non ci fermiamo solo al furto, ci fermiamo anche a
persone che entrano dentro, che danno fastidio, eccetera, eccetera, che fanno danni a macchine di clienti. Non ci fermiamo solo al danno che fanno a me, ma anche al danno che fanno agli altri. Bisogna intervenire e sanificare questa zona. Il ristorante è alle porte dell'ormai famosa Via della Giustizia a Mestre, dove il titolare della carrozzeria moderna aveva organizzato anche un presidio di protesta nelle scorse settimane e dove alcuni giorni fa un tossicodipendente è stato salvato in extremis da un'overdose mentre era all'interno dell'ex falegnameria, dove trovano rifugio per spacciare, drogarsi o ripararsi. Ormai si sono spostati da Via Piave, che ormai è diventata troppo pattugliata, e si sono spostati in altre zone, è chiaro questo. E bisogna secondo me intervenire anche in questa maniera, come si è stato fatto in altre case abbandonate dove ci sono stati dei sgombri forzati, e io chiedo questo alle istituzioni, che venga fatto un intervento mirato in quel punto, perché quello è un covo ed è vicino una zona che fino a qualche anno fa era una bella zona. L'appello è sempre lo stesso al governo. Io sono consapevole che le forze dell'ordine fanno il massimo, perché non c'è da accusare le forze dell'ordine, in quanto loro fanno veramente il loro servizio, ma il problema è che quando poi passa l'autovettura, passa la macchina di servizio e loro fanno quello che gli pare. Le tempistiche di sfondamento di un vetro e di una effrazione sono minime, quindi io credo che il problema sia diverso, sia nel governo, sia nell'attuazione di provvedimenti seri di certezza della pena per certe situazioni e di contrasto all'immigrazione clandestina. Edoardo Mestre, ci trasferiamo a San Donà di Piave, parliamo della casa di riposo che poi era stata conosciuta, anche ribattezzata Casa degli Orrori. C'è una novità perché è stata riabilitata una delle operatrici sociosanitarie, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori, che si trova proprio a San Donà di Piave, vedo in compagnia tra gli altri del sindaco, con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui proprio all'ingresso della casa di riposo che è stata ormai ribattezzata, lo sappiamo tutti, Casa degli Orrori, perché c'è un'altra novità che riguarda la questione, in questo caso giudiziaria, ovvero una delle OSS che era finita nell'indagine proprio per i suoi comportamenti e le offese a danno di alcuni anziani ospiti della struttura, è stata reintegrata. E il giudice ha condannato ISVO a reintegrare la ricorrente, si legge proprio nel proprio posto di lavoro, a corrispondere un'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità. Insieme a noi qui ci sono due ospiti, partiamo subito con il sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, che insomma abbiamo sentito sempre costantemente nel corso di questa vicenda. Allora, lei come commenta questo reintegro? È una sentenza che ci lascia sconcertati, è il minimo che possiamo dire. Io capisco il diritto del lavoro, capisco il sistema, però anche leggendo il testo della sentenza ho visto che il giudice conferma i comportamenti, gli atteggiamenti ingiuriosi, gravemente offensivi di questa persona nei confronti dell'anziano, però dice è una condotta grave ma non così grave da giustificare il licenziamento. È una cosa assolutamente inaccettabile per la città. Il comune di San Donà non entra direttamente nella gestione della casa di riposo, è socio tramite la nostra IPAB, la società di gestione è ISVO, è una società a capitale pubblico-privato. Noi ci affidiamo ovviamente a ISVO per la gestione del contenzioso, ma sosterremo tutte le iniziative della società per opporsi a questa decisione. Tra l'altro c'è un altro passaggio della sentenza che mi lascia molto perplesso, dove si dice che comunque ISVO, cioè la società di gestione, non ha avuto danni da questo fatto. In realtà ci sono state richieste risarcitorie per centinaia di migliaia di euro, quindi anche insomma, chiudere questa parentesi nei confronti dei responsabili, perché ricordiamoci che questa signora ha patteggiato la pena, quindi c'è una ammissione di responsabilità, e nei confronti della città non è un messaggio che possiamo lasciar passare tranquillamente, non è una cosa che possiamo accettare, quindi massimo sostegno a tutte le iniziative di ISVO per opporsi a questa pronuncia. Ecco, e proprio qui insieme a noi c'è il presidente di ISVO, Michele Basso. Allora, in base anche a quanto appena appunto dichiarato il sindaco Teso, lei come commenta? Abbiamo visto subito la sentenza con i nostri legali, con il CDA, e ovviamente siamo rimasti
stupiti a dir poco di questa sentenza da parte del giudice del lavoro. Come diceva il sindaco, non ce l'aspettavamo, di sicuro andremo in appello e ci opporremo in tutte le sedi per evitare il reintegro della signora, perché c'è una sentenza, c'è un patteggiamento nella parte penale da parte della signora, quindi a maggior ragione non capiamo come ci possa essere questo pronunciamento. D'altra parte c'è anche un procedimento da parte nostra di richiesta di risarcimento danni, perché il danno di immagine c'è, come lo sapete, insomma è evidente, e quindi procederemo anche in quel senso. Non è finita qua, di sicuro abbiamo l'obbligo di tutelare anche l'immagine delle nostre strutture, soprattutto adesso che abbiamo ripreso a lavorare in maniera precisa e dedicandoci alla cura della persona e degli ospiti, che è quello il nostro obiettivo, la nostra missione principale. Ecco, io Filippo, se puoi dedicarmi ancora un minuto, vi vorrei leggere alcune frasi che questa OS Rita Esposito diceva ad alcune di queste ospiti: devi morire, ti butterei la bacinella in faccia, ti darei uno schiaffone, animale, sei una bestia, un mongolo. Proprio parlando di danno di immagine, è ovvio che viene automatico chiedersi, una persona che deve portare il proprio familiare ospite nella casa di riposo e legge che è stata comunque reintegrata una persona che si rivolgeva così, anche se il giudice parla di episodi isolati, comunque non dà fiducia. Ma tengo a precisare infatti che la signora non è stata reintegrata e non verrà reintegrata per quanto ci riguarda, cioè faremo di tutto, ci opporremo. Ovviamente c'è un giudice a Berlino, come si dice, per adesso questo giudice ha detto che ha diritto a essere risarcita o reintegrata. Noi ci opporremo, questo è evidente, per la tutela dell'immagine di Isvo e della città di San Donà di Piave. Ecco, avete sentito dunque, sia il presidente di Isvo che il sindaco di San Donà sono sulla stessa linea, sono concordi che questa comunque sentenza sarà da opporre. Qui da San Donà è tutto, ringrazio Michele Basso e Alberto Teso, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e ai suoi ospiti, in collegamento in diretta da San Donà di Piave con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. A Vicenza la zona dello stadio è andata sott'acqua nell'ultima ondata di maltempo. Dopo gli allagamenti di fine febbraio i residenti hanno avviato una petizione che ha raccolto 180 firme per chiedere che si rifaccia la rete fognaria, dopo che la rete di scolo è andata in tilt con le piogge di qualche settimana fa. Luisa Bertini con Simone Quarcina hanno sentito Roberto Amato, che è il cittadino promotore di questa petizione. Ascoltiamo. Torniamo a parlare di maltempo e allagamenti che hanno mandato sott'acqua nei giorni di fine febbraio tutta la zona dello Stadio Menti. Siamo in Viale Trissino, siamo in compagnia di Roberto Amato, che è il promotore di una petizione che ad oggi ha raccolto 180 firme affinché si rifacciano le tubature, perché qui c'è stato un problema di fognature. Sì, esattamente, diciamo che al di là della quantità di acqua che è venuta giù, il problema principale di questa strada è il rifacimento completo del sistema fognario, perché appunto non è in grado di recepire una quantità di acqua consistente. Sono fognature di 60 anni fa, quindi di una consistenza piccola, estremamente ridotta. Deve essere ripensato tutto questo se non vogliamo che si ripeta questo quanto è successo. Ecco, voi qui cittadini siete andati sott'acqua, tanti gli scantinati allagati, adesso in molti avete aderito a questa raccolta firme che porterete a chi? Vorremmo portare all'assessore Spiller e chiedere ovviamente delle cose, sapere quando partiranno questi lavori, perché sì, sono previsti giugno, ma vorremmo essere sicuri con quali modalità. Anche a sapere da qui a giugno-luglio siamo sicuri. Noi ad esempio oggi ho incontrato una signora, il giornale mi diceva, ecco, ma perché non sono partite subito le pompe qua a Viale Stadio il 27?
sono state fatte partire solo il 28, quando eravamo già allegati. Alcune cose che così non ci ritornano praticamente, e soprattutto sicurezze per il futuro. È la seconda volta, non è possibile. Anche perché voi avete vissuto anche nel 2010, siete andati sott'acqua. Sì, noi eravamo qui nel 2010, lo stesso disastro, peggiore e uguale. Ecco, per cui ci sembra strano, un po' incredibile, incomprensibile che in 14 anni non sia fatto niente su questa arteria, che è anche un'arteria importante, perché siamo a ridosso del centro storico di Vicenza, per quello che rappresenta, c'è lo stadio, ecco, tutti questi elementi sono importanti. Ecco, quindi avete sentito cittadini di Viale Trissino e zone attorno allo stadio che con una raccolta firme chiedono si rifacciano le tubature e chiedono anche un'assemblea per capire il cronoprogramma di questi lavori che sono previsti. Io ringrazio il nostro ospite. Ringraziamo Luisa Bertini per questo contributo da Vicenza, con il contributo tecnico poi di Simone Squarcina. Ora parliamo del granchio blu, perché il governo Meloni è intervenuto a favore delle imprese di pesca e acquacoltura che sono state danneggiate dall'arrivo di questo crostaceo. È intervenuto tra l'altro con una proroga dei mutui e la possibilità di finanziamenti agevolati. Secondo il ministro dell'Agricoltura e della Pesca Lollobrigida si tratta di una svolta per tutto il settore e di una vittoria per il governo, mentre il Partito Democratico parla di una goccia nel mare. Proroga dei mutui, finanziamenti agevolati, esonero parziale del pagamento di contributi previdenziali e assistenziali alle imprese di pesca sono i nuovi provvedimenti con cui il governo corre in aiuto alle aziende di un settore flagellato dall'invasione del granchio blu. I due decreti firmati dal ministro Francesco Lollobrigida si inquadrano nella modifica di applicazione del Fondo di solidarietà nazionale, fino ad ora utilizzato solo per il settore agricolo, adesso esteso anche alla pesca e all'acquacoltura. Le nostre imprese avranno finalmente accesso ad interventi compensativi come la proroga fino a 24 mesi delle rate dei mutui, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché l'accesso a finanziamenti agevolati. La presenza e l'espansione del granchio blu nei nostri mari è una piaga per le nostre aziende e, come promesso, il governo sta facendo tutto il possibile per sostenerle in questo momento difficile e accompagnarle alla ripartenza. Per il senatore e segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, le misure del governo sono una goccia nel mare. Non c'è traccia di nuovi ristori e sono del tutto assenti le azioni di contenimento del granchio blu. Presentando l'intervento, invece, il ministro Lollobrigida ha parlato di una svolta per la pesca e di una grande vittoria per il governo Meloni, definendo immediata la risposta dell'esecutivo ai territori ed alle imprese che stanno vivendo un momento di grandissima difficoltà. Finalmente dopo 9 mesi abbiamo appreso che il ministro Lollobrigida ha approvato alcuni provvedimenti importanti per la dichiarazione dello stato di eccezionalità nelle due regioni maggiormente colpite dalla questione del granchio blu, il Veneto e l'Emilia Romagna. Cade in un momento particolare. Abbiamo appreso anche che c'è un provvedimento che dovrebbe consentire una moratoria dei mutui di 24 mesi. Ci chiediamo, ma non siamo ancora in possesso del provvedimento concreto, se questa moratoria sarà solamente per i mutui delle imprese, ovvero anche per i singoli cittadini. Recentemente il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha lanciato l'allarme a Bruxelles, ammonendo il Parlamento europeo sul fatto che nessuno può più sentirsi sicuro. Il granchio blu non ha bisogno del passaporto o della carta d'identità per muoversi in fondo al mare o mentre nuota. È un pericolo che stiamo vivendo noi adesso nel Veneto, a Chioggia, nel Polesine, lo stiamo vivendo in Italia, però questo problema può arrivare da domani mattina anche su altre coste. Al via l'allestimento dei cantieri della TAV per l'attraversamento di Vicenza, 20 i siti principali tra Altavilla, Vicenza e Sovizzo. TAV, nome in codice del progetto che ridisegna la Vicenza del futuro. Fari puntati sul secondo lotto della linea Verona-Padova, quello dell'attraversamento della città del Palladio. Al via l'allestimento dei cantieri. Nei prossimi giorni, da fine marzo, si entra nella fase in cui apriranno i primi siti, che diventeranno pienamente operativi a partire da settembre. In tutto saranno 20 i cantieri principali, distribuiti tra Altavilla, Vicenza e Sovizzo.
Sono previste anche delle aree provvisorie di lavoro al servizio dei siti che realizzeranno la linea, come l'allargamento dell'attuale sede ferroviaria o la modifica della viabilità esistente. Le future aree di cantiere nel comune di Vicenza compaiono in questa mappa. IRICAV 2 ha inviato comunicazione a tutti i proprietari delle zone impegnate dai cantieri perché siano informati sui tempi e sui modi con cui procederanno i lavori. La linea TAV tra Verona e Padova punta a completare il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo del paese favorendo la mobilità di persone e merci in una delle aree più industrializzate d'Italia. L'alta velocità in questo tratto, che fa parte del corridoio mediterraneo della rete Trans-European Transport Network, punta ad avvicinare il Veneto al resto d'Europa. Intanto Vicenza si prepara ad ospitare per lunghi mesi i cantieri e sarà una partita a scacchi in cui bisognerà indovinare le mosse giuste per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità e la mobilità dei vicentini. La sfida che inizia sarà innanzitutto l'impatto dei lavori sulla città. Non sarà facile, non sarà scontato, non sarà banale. Ed ora apriamo la pagina della politica anche in previsione delle prossime elezioni comunali. Partiamo da quelle che si terranno a Vittorio Veneto, perché ieri Gian Antonio D'Arè, che era ospite a Ring, una delle nostre trasmissioni, nell'estratto che segue conferma la sua espulsione dalla Lega con l'arrivo della comunicazione ufficiale, ma soprattutto disegna lo scenario di Vittorio Veneto con l'europarlamentare in una lista civica con Gianluca Posocco e appoggiata da Forza Italia a sancire una rottura totale del centrodestra. Questa espulsione, le chiedo, è più arrivata? Cioè lei ha una carta in mano che dice Gian Antonio D'Arè espulso? Sì, mi è arrivata dal Nazionale, mi è arrivato ieri, in cui è certificata l'espulsione dalla Lega Salvini Premier. Quindi prendo atto, ma è un atto dovuto, si sapeva che se arrivava o non arrivava, ma non cambia niente perché, ripeto, non farò nessun ricorso. Quindi Gian Antonio D'Arè, volto, simbolo storico della Lega Trevigiana dal 1982 nella Liga Veneta, segretario nazionale, sindaco più volte di Vittorio Veneto, europarlamentare, non è più della Lega. Salvini Premier. Il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. C'è la Lega Nord, con cui ho ancora la tessera, e là dovrebbero fare un'altra procedura e su quella procedura darò battaglia. E a Vittorio Veneto che cosa farà Gian Antonio D'Arè? C'è una candidatura, la Lega ha ufficializzato la candidatura di Giovanni Braideo. Noi diciamo abbiamo un candidato che è Gianluca Posocco, che è il vice sindaco uscente, per cui io così sostengo lui. Assieme a lui ci sono delle liste civiche, dovrebbe esserci anche Forza Italia. Fratelli d'Italia ha già ufficializzato una candidatura, adesso non so se è ufficiale o comunque pubblicata sui giornali, e quindi di Fabio Denardi, mi pare. Esatto, un imprenditore 45enne. E quindi diciamo il centrodestra si sta delineando in tre forme, il centrosinistra corre con Mirella Bagliana, quindi questo è il quadro generale delle amministrative di Vittorio Veneto. Quindi Lega con Braido, la Lega diciamo così istituzionale, Fratelli d'Italia con Fabio Denardi e questa lista civica Gian Antonio D'Arè, guidata immagino quindi con candidato sindaco Gianluca Posocco, sostenuta da Forza Italia. Sì, così dovrebbe essere, sono in corso delle riunioni e dovrebbe essere così, insomma. Ora ci spostiamo a Bassano del Grappa, sempre in ottica elettorale. Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Roberto Campagnolo, è al lavoro per mettere a punto il suo programma elettorale. Si è incontrato con Andrea Michalizzi, il vice sindaco di Padova.
Un faccia a faccia con Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova, una città modello per sfruttamento dei fondi PNRR, tanto da diventare un caso con i suoi 3.000 euro per abitante. Se in casa centrodestra si continua a litigare e la prospettiva è una frammentazione in vista delle elezioni amministrative, chi sta già studiando per la Bassano del futuro è Roberto Campagnolo, il candidato di centrosinistra che per questo ha avuto un dialogo franco e costruttivo con il padovano Michalizzi. Sono riusciti con il PNRR ad attrarre 600 milioni di euro di finanziamenti che in rapporto al numero di abitanti fa sì che sia la città d'Italia che ha il finanziamento pro capite più alto mai raggiunto, qualcosa quindi grande capacità di lavorare come pubblica amministrazione, di entrare nelle dinamiche dei finanziamenti europei facendo le domande, i progetti corretti e di essere finanziati, quindi capacità di lettura politica anche. Numeri importanti per una città come Padova, al lavoro su più fronti come la riqualificazione delle periferie. Bassano ha dinamiche diverse, ma alcune situazioni possono tranquillamente essere pensate e trasferite anche a Bassano del Grappa. A fare la parte del Leone come attrattività per i fondi PNRR a Padova il tram, con le linee SIR 2 e SIR 3 da completare entro il 2026. È evidente che noi dobbiamo fare una riflessione seria sulla mobilità cittadina. Abbiamo praticamente tutti i giorni in alcune fasce orarie delle dorsali che sono intasate, se poi fa anche brutto tempo è impossibile proprio passare, c'è un problema di allargamento del centro storico, su questo continueremo a discutere anche la prossima settimana, saremo accompagnati con degli esperti che hanno lavorato già sulla mobilità bassanese, questo sarà uno dei temi chiavi della nostra campagna elettorale. Squadra, lavoro sinergico della parte politica e di quella tecnica, gli ingredienti per far funzionare una macchina come quella messa in moto a Padova, a cui Roberto Campagnolo guarda con interesse di chi immagina una Bassano che parta, o forse meglio riparta, da una nuova vision di città. Ora parliamo di un dramma che continua anche nella nostra regione, quello delle morti sul lavoro. In Italia praticamente ogni giorno qualcuno muore sul posto di lavoro. In provincia di Belluno è successo nuovamente domenica scorsa e appare difficile trovare i modi per arginare questo drammatico fenomeno. Proprio davanti allo Spiser, cantieri edili, edilizia e agricoltura sono purtroppo i mondi lavorativi dove si muore di più. Purtroppo domenica scorsa, proprio in un bosco, un decesso, era finito male l'anno scorso, inizia peggio questo. Come effettivamente dice lei, l'edilizia e l'agricoltura sono due comparti a rischio. Ne abbiamo la prova dai recenti fatti di Firenze con 5 morti nell'edilizia e ne abbiamo la prova in questi giorni del nostro infortunio mortale dell'altro giorno. Il 40enne bosniaco Elvis Sarajčić è stata la seconda vittima in Veneto nel 2024. Veneto che l'anno scorso era al secondo posto per quanto riguarda il numero degli infortuni mortali. Per questo la CGIL e le categorie chiedono alla Prefettura l'attivazione di un tavolo permanente sulla sicurezza anche alla luce degli aumenti delle attività nelle aree boschive da Vaia in poi. Se poi consideriamo una situazione così particolare come un cantiere forestale che è dislocato, che è lontano, è evidente che è ipotizzabile anche magari di mettere in piedi una serie di controlli a monte, per cui ad esempio verificare le dotazioni tecnologiche, l'aver fatto e quanto, la formazione sulla sicurezza, che professionalità si mette in campo e provare a costruire una rete che faccia entrare in bosco, diciamo così, solo una serie di soggetti che abbiano una determinata qualificazione. Dopo quanto accaduto in Val Visdende, l'attivazione del tavolo è diventata sempre più urgente anche per l'intensificarsi degli interventi di abbattimento degli alberi per via del bostrico. Per il sindacato è necessaria una regia territoriale in grado di monitorare il lavoro che si svolge nei boschi, anche e soprattutto in considerazione dell'enorme varietà e diversificazione delle imprese che operano in questo contesto. L'incidente è avvenuto probabilmente non per un errore di manovra, ma per un cedimento strutturale. E il titolare della ditta austriaca per la quale Elvis Sarajčić stava lavorando è per questo indagato nell'inchiesta affidata al sostituto procuratore di Belluno, Alberto Primavera.
In Val Visdende noi abbiamo fatto i primi accertamenti, sapete che l'area è stata disposto il sequestro dal magistrato di turno, il sequestro verrà notificato proprio oggi, è stato confermato e gli accertamenti continueranno nei prossimi giorni. Prima di arrivare alla relazione definitiva dobbiamo raccogliere tutta una serie di elementi per cui servono alcune settimane. A proposito di cantieri, nel Vicentino è ripreso l'iter per costruire il nuovo ponte di Debba, un'operazione da 13 milioni di euro. Ponte di Debba, si riparte da dove si erano interrotte le comunicazioni, si riparte dal giugno 2023 quando è stata eletta la nuova giunta di centrosinistra che aveva dato lo stop all'iter avviato dal centrodestra con la provincia che era pronta a stanziare 10 milioni e 700 mila euro, tutto fermo per valutare possibili progetti alternativi e invece niente di alternative non ce n'è e allora si riparte da qui col via libera del comune, si rimette in moto l'iter per la costruzione del nuovo ponte. Credo sia un momento importante che in qualche modo dà proseguo a questa opera tanto attesa dei ponti di Debba. La risposta del Comune dà il via libera ora a quella che è l'operatività di viabilità per conto della provincia di Vicenza. Sono felice che la risposta sia stata positiva e che abbia consentito la partecipazione di chi poi è responsabile del territorio, quindi del Comune di Vicenza, che si è espresso appunto in Consiglio Comunale. Chiedo che a questo punto tutta la partecipazione possibile sia stata in qualche modo consentita e ora si deve procedere invece con l'opera. Si procede con l'opera. Prossimi passi la progettazione esecutiva e poi il bando per l'assegnazione dei lavori all'azienda che vincerà l'appalto. Io credo che in circa 12 mesi sarà possibile vedere l'inizio lavori. Il piano finanziario prevede un costo di circa 13 milioni di euro, di cui 10 milioni e 700 mila euro già pronti da parte della provincia, mentre il resto dovrà metterlo il Comune di Vicenza, che si è impegnato a compartecipare con 2 milioni e 250 mila euro. Ma nell'ultimo piano triennale dei lavori pubblici la giunta di centrosinistra ha messo solo 600 mila euro, adesso dovrà integrare con una variazione di bilancio. I lavori che inizierebbero tra un anno poi da programma dovrebbero durare 2 anni, quindi si potrebbe vedere il nuovo ponte a fine 2027, ma per il centrodestra l'interruzione dell'iter voluto dall'attuale amministrazione ha portato a perdere 9 mesi. Sì, a oggi il progetto è definitivo, è dichiarata la pubblica utilità, sono già stati avviati gli espropri, è già finanziato per 13 milioni. Se si partiva con il definitivo si poteva tranquillamente con l'inizio del 2024 avviare anche lavori. Abbiamo perso 9 mesi e questo vuol dire che vedremo la nascita del nuovo ponte probabilmente in ritardo di un anno. Voltiamo decisamente pagina, adesso rimaniamo comunque in provincia di Vicenza, ci spostiamo nel Bassanese e andiamo sulle rive del Brenta assieme a Monica Smiderle per parlare di sculture in legno. Siamo a Bassano del Grappa, precisamente a Sant'Eusebio, lungo la sponda destra del fiume Brenta. Con noi c'è Silvio Rizzato, l'artista del legno del Brenta, nel suo laboratorio a cielo aperto. Buongiorno Rizzato e ben trovato. Allora, iniziamo a mostrarvi qualche opera, no, di Rizzato. Allora, questa passione per la lavorazione del legno, ma anche questa grande passione, questo grande amore per il fiume Brenta. Senz'altro il fiume Brenta è una meraviglia della natura. Dopo noi cerchiamo anche di non stravolgerla, perché ad esempio sta pianta qua che abbiamo realizzato, sto gufo, era una pianta che stava cadendo. Difatti si vede che il tronco era già piegato e quindi l'abbiamo riutilizzata, gli abbiamo dato nuova vita facendo un gufo, ecco, ma cerchiamo di non rovinare niente. Di preservare quindi la natura di questo luogo. Di preservare la natura, che è già bella di suo e quindi... Ci spostiamo insieme, così facciamo vedere anche un'altra opera che ha realizzato, sempre Rizzato, qui lungo il Brenta. Qui che cosa abbiamo? Questo è un piccolo coniglietto che avevo fatto tempo fa. Dopo qualcuno aveva spezzato un orecchio, abbiamo fatto un po' di chirurgia ricostruttiva, ma dopo il Brenta è andato in Brentana
e lo ha un po' rovinato, ma va bene così. Da dove nasce questa sua passione? La passione nasce non molto tempo fa, circa 5-6 anni fa. Dovevo andare in pensione, ho detto ma cosa faccio dopo, cosa non faccio, e un amico ha detto ma tu che ti piace, io facevo il geometra, ti piace il disegno, perché non provi a fare qualcosa col legno? Ho provato e è andata bene. Dopo, come tutte le cose, bisogna un po' appassionarsi. Se ti appassioni migliori, vai avanti, progredisci. Io non ho fatto né una scuola, non ho fatto niente, sono un autodidatta, quindi. Però se c'è la passione impari e alla fine arrivi, non dico a livello dei scultori più affermati, però ti riesci ad esprimere. Diciamo che se la cava piuttosto bene, Rizzato. Sì. Senta, ma quante opere ha fatto in tutto qui lungo la sponda destra del Brenta? Ma dall'inizio del 2022 ne ho fatto una quindicina, forse 20. Dopo ogni tanto il Brenta si ingrossa, qualcuno se le porta via, però adesso saranno una quindicina forse di opere fatte qua. Però, so che sta già lavorando anche a nuovi progetti, a nuove opere. Sì, perché qua piante che cadono o che sono in procinto per essere tolte ce ne sono, quindi diamo nuova vita a queste piante, insomma, realizzando qualcosa che... E questa mattina pensate che ha incontrato i bambini delle scuole elementari qui del quartiere di Sant'Eusebio che sono venuti ad assistere alla lavorazione del legno in questo laboratorio a cielo aperto. Sì, una cosa fantastica, perché vedere 100 bambini arrivare qua ad assistere a una piccola dimostrazione di scultura è stato fantastico. Dopo, i bambini sono vivaci, però li ho visti appassionati, è stato bellissimo, ecco. Questo dunque il contributo che ci ha inviato da Bassano del Grappa Monica Smiderle. Noi adesso ci spostiamo però ad Abano Terme per parlare di corretta alimentazione. È stato presentato all'Istituto Alberghiero di Abano un ricettario dedicato alla salute a tavola, e dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori arriva un dato che fa riflettere: un veneto su 4 si ammala di tumore per cattiva alimentazione. Avere cura della cucina, avere cura dello stile di vita, no fumo, no alcol, rimanere sempre un pochettino sotto l'esagerazione, io credo che faccia molto molto bene. Un veneto su 4 si ammala di tumore a causa di una cattiva alimentazione, oltre ad un non corretto stile di vita. È solo uno dei dati forniti dalla sezione padovana della Lega Italiana per la lotta ai tumori, che oggi ad Abano ha condiviso la presentazione della CIA di un ricettario della salute. 11 pietanze con ingredienti della dieta mediterranea, ma soprattutto prodotti tipici del territorio. Dai risi e bisi al baccalà con polenta, dall'orzotto con crema di piselli di Baone alle polpette con fagioli di Lamon. Questo libricino racconta come si possa mangiare sano partendo dai mercati contadini. Come organizzazioni agricole ci stiamo ponendo forte il tema di come uscire da questo momento di crisi. Crediamo che una delle possibilità sia quello di creare reti e sinergie tra istituzioni, associazioni, consumatori e ovviamente i produttori agricoli. Dalla LILT all'Istituto appunto Pietro d'Abano con i propri studenti, a Venice Promex e alla Camera di Commercio che ha finanziato questa bellissima iniziativa. Un tentativo di dare cultura ma anche di valorizzare quello che sono i nostri prodotti. Piatti e prodotti tipici tra le prime attrattive turistiche dei nostri territori, che vedono come primi promotori i professionisti dell'accoglienza. Anche il cameriere, che è il primo contatto con, e forse a volte anche l'ultimo, diciamo con l'ospite, è fondamentale sì che sia un ambasciatore della nostra cultura. Salute, cultura, turismo, tutto partendo da cibo sano e garantito. È proprio per questo da CIA Veneto l'appello perché si riveda la normativa delle denominazioni comunali. Bisogna assolutamente regolamentare tutto, non creiamo confusione con le denominazioni. Le denominazioni comunali sono una cosa, le DOC, le DOP, l'IGP sono un'altra cosa. Dobbiamo cambiare la denominazione, dobbiamo mettere indicazione comunale o altri elementi che non portino confusione ai nostri consumatori.
Torniamo alla cronaca perché andrà a processo un gruppo di nomadi accusato di aver commesso 17 truffe ad anziani tra le province di Padova, Treviso e Vicenza. Le vittime dei raggiri erano tutte ultra ottantenni. I colpi sono stati compiuti tra l'agosto del 22 e il febbraio del 23. In appena 8 mesi erano riusciti a derubare 17 anziani raggirandoli con la tecnica della telefonata da parte del finto avvocato, del finto maresciallo che chiedeva soldi per risolvere una situazione grave in cui si era cacciato un figlio o un nipote. Una banda di 5 nomadi residenti tra le province di Treviso e Pordenone andranno a processo il prossimo 12 novembre per truffa aggravata in concorso. L'inchiesta era stata condotta dalla procura di Padova. Gli ultra ottantenni raggirati tra l'agosto del 2022 e il febbraio del 2023 vivevano tra le province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Il colpo più grosso ai danni di un 82enne di Montebelluna da cui si erano fatti consegnare con l'inganno quasi 60.000 euro tra contanti e gioielli. I colpi anche a Padova dove ad un'anziana avevano rubato 40.000 euro e poi Asolo, Fonte, Riese, Pio X, Pieve del Grappa, Pederobba, Spinea, Romano de Zelino, Bassano e Rossano Veneto. L'indagine della procura di Padova era partita dopo una truffa commessa a Vigonza ai danni di un 87enne che aveva consegnato soldi e gioielli per salvare un nipote coinvolto in un fattomatico incidente. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei nomadi sono stati ritrovati molti preziosi rubati e documenti di orologi di valore. Un digiuno per la pace è un'iniziativa pacifista che si è svolta a Mestre in via Palazzo di fronte all'edificio che ospita il Comune di Venezia per lanciare un messaggio al governo affinché intervenga. 35° giorno di digiuno per la pace e per dire basta alle stragi. L'iniziativa è stata presentata davanti al municipio di Mestre. Per proporre una iniziativa di obiettivi concreti, urgenti da conseguire per dare un termine, uno stop alle stragi in corso e che minacciano di ancora aggravarsi in Palestina, nella striscia di Gaza. L'obiettivo lanciato da alcuni pacifisti è, oltre che muovere il governo, è di unire a sé altre persone, come già sta accadendo. Siamo partiti da soli, siamo arrivati a essere circa 200 persone complessivamente in Italia che stanno digiunando e mi pare un grande salto, una grande crescita. La richiesta è l'attuazione di 4 importanti punti. Interposizione o presenza nel luogo di una forza internazionale di protezione della popolazione palestinese, oltre ovviamente a 1 il cessate il fuoco, 2 il ripristino dei soccorsi internazionali alla popolazione in difficoltà e 3 la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri senza processo. La scelta, la decisione spetta a chi ha la possibilità di decidere, quindi è la politica che ha questo compito e che ha questa possibilità. Quindi noi agiremo tutte le pressioni, però è la politica che dovrà fare le scelte necessarie. In questo caso il Parlamento e il Governo dovranno fare le scelte necessarie perché questo sia veri. Torna a Pasqua il trofeo Montegrappa sul cielo di Borso. I migliori piloti al mondo di parapendio e deltaplano sono pronti alla sfida. Attesi 200 parapendio e deltaplani per la 38esima edizione del trofeo Montegrappa. Il cielo dal 27 marzo al 1 aprile sarà tinteggiato da vele colorate per un evento che ogni anno raduna il gota mondiale del parapendio e del deltaplano alle pendici del Monte Sacro alla Patria, per godere di correnti ascensionali uniche a livello europeo, ma soprattutto per sfidarsi in battaglie lunghe anche più di 100 km lungo l'arco delle prealpi trevigiane e vicentine, passando per il massiccio del Montegrappa insignito dal bollino Mab UNESCO. I piloti arriveranno da 20 nazioni diverse, scelti tra i migliori 150 al mondo. Il trofeo Montegrappa si svolge su 5 task, una al giorno. Si tratta sostanzialmente di una gara di velocità. La partenza si svolge in 2 fasi. I piloti hanno circa un'ora per decollare e posizionarsi in cielo vicino alla linea di partenza virtuale. Chi nel minor tempo possibile completa il percorso è il vincitore di giornata. Un indotto da decine di milioni di euro se si pensa che il volo libero da solo vale il 13% del PIL dell'intero comune di Borso del Grappa, considerato dagli addetti ai lavori una sorta di capitale europea del settore. Rimaniamo nel Bassanese perché al via un progetto che riguarda le biblioteche e coinvolge 3 comuni, Cassola, Mussolente e Romano de Zelino.
Un progetto da 100.000 euro dal Dipartimento per le politiche giovanili per il progetto Ti aspetto in biblioteca, dedicato ai più giovani. Cassola, comune capofila di un sodalizio che coinvolge anche Mussolente e Romano Dezzelino. Previsti l'ampliamento dell'orario di apertura a Romano e Mussolente e una serie di workshop e corsi gratuiti che si svolgeranno nelle biblioteche dei 3 comuni di inglese, spagnolo, fotografia, ma anche disegno manga e scrittura. È un bando che è uscito alla primavera del 2023 e che abbiamo subito colto cercando di fare rete con i comuni contermini con lo scopo di ampliare l'offerta culturale della nostra biblioteca e delle biblioteche contermini, e coscienti del fatto che la biblioteca è sempre di più un punto di ritrovo di cultura, non solo come prestito librario ma anche come luogo di condivisione, di studio e di partecipazione. La cosa più importante che ci riguarda è l'ampliamento dell'orario settimanale, che da 36 ore arriva a 44, quindi un'opportunità per tutta la comunità di godere degli spazi della biblioteca. È essenziale collaborare tra territori, fare rete per arricchire le nostre comunità. Il vero cambiamento che già vediamo dal 1° marzo è l'orario di apertura che si amplia a 40 ore settimanali, 17 ore in più rispetto all'orario che c'era fino al mese di febbraio, e quindi è un'occasione unica anche per tutta la comunità, quindi non solo per i giovani. La biblioteca si apre per tutti e quindi vi invitiamo a venire in biblioteca. Ci spostiamo di pochissimi chilometri, andiamo a Marostica, dove invece sono previsti dei lavori veramente molto importanti. 90.000 euro per l'asilo nido Il Trenino di Marostica, un asilo punto di riferimento storico del territorio, nato nel lontano 1953, al tempo gestito dall'Opera Nazionale per l'Infanzia e oggi in carico dell'amministrazione comunale. Un contributo ministeriale di 90.000 euro, un investimento volto all'efficientamento energetico del plesso di via Quattro Martiri. Tra le opere previste il rifacimento impermeabilizzato del tetto, il cappotto termico e nel periodo di chiusura dell'asilo ad agosto la sostituzione dei serramenti. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Parliamo di Casa Green perché nella nostra regione sta iniziando il censimento del patrimonio immobiliare del Veneto, per capire quante saranno le abitazioni che necessiteranno di interventi per l'efficientamento energetico. Noi abbiamo stimato che minimo il 55% delle nostre abitazioni in Italia dovremo mettere mano al minimo un 55%, fino massimo a un 80%. Questo vuol dire che abbiamo quasi 5 milioni di immobili da efficientare. Questa è la situazione fotografata da ANCE Veneto dopo la direttiva del Parlamento europeo sulla Casa Green, che prevede una riduzione del 55% entro il 2030 delle emissioni nocive e il raggiungimento di emissioni zero entro il 2050. In Veneto la situazione del patrimonio immobiliare potrebbe essere leggermente migliore rispetto al resto del paese, ma mancano ancora dati definitivi. E allora uno spaccato della situazione energetica del patrimonio immobiliare della nostra regione potrebbe arrivare dal numero di attestati di prestazione energetica. Ad oggi sono stati oltre 782.000 gli APE presentati in Veneto. L'86,5% riguarda edifici residenziali, il 25,6% in classe energetica G, solo il 5,6% in A4. A livello provinciale Venezia conta oltre 156.000 APE, seguita da Verona con 153.000, 139.000 Vicenza, 133.000 Padova e 129.000 Treviso. Nella Marca, ad esempio, il 23,7% degli edifici è in classe energetica G, il 6% in A4. Prima di avere una situazione veneta ancora più chiara sarà però necessario conoscere le deroghe previste per edifici religiosi, per i centri storici, per gli appartamenti piccoli e per le case vacanze. Da questo dipenderanno anche i finanziamenti che il governo dovrà mettere a disposizione dei cittadini, considerando che la spesa media si aggirerà intorno ai 50.000 euro. È un'occasione che non dobbiamo perdere, però ovviamente non può essere tutto sulle spalle delle famiglie, ed è proprio qua che dobbiamo andare a lavorare con il governo
per andare a ricostruire quella sorta di bonus che ci permettano di affrontare e efficientare queste nostre abitazioni. È chiaro che su un condominio dove ci sono 10 tipi di abitanti con dei redditi diversi, si dovrà trovare quella formula, perché l'efficientamento deve essere obbligatorio. Bene, torniamo in diretta e ci colleghiamo con il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi, buongiorno. Senta, la giustizia è naturalmente un argomento di cui abbiamo veramente tante cose di cui parlare. Io forse aprirei da quelli che sono un po' due talloni d'Achille del nostro territorio. Uno è la mancanza di personale, se ne discute spesso con un particolare riferimento alla realtà veneziana. Venezia è una sede disagiata in cui generalmente, diciamo, anche il personale giudiziario anche non preferisce non venire o andarsene appena ne ha l'opportunità. Si parlava appunto di definirla una zona disagiata per mettere a disposizione degli incentivi a rimanere. Sì, guardi, la ringrazio tra l'altro della domanda, anche perché ci consente di fare un focus su un tema che abbiamo affrontato fin dall'inizio, che è quello di dare una risposta anche pragmatica su questo. Come Ministero e la Regione Veneto è stata la prima sulla quale ci siamo dedicati, e non solo per le ragioni, diciamo così, dedicate anche al tema della nostra territorialità, la mia e quella soprattutto del Ministro, ma per una ragione anche storica. La giustizia in Veneto, in particolare a Venezia, ovviamente ha questa problematicità che è stata segnalata da tantissimo tempo. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a fare una convenzione con la Regione Veneto, e che ha permesso di stipulare una serie di accordi, quindi di protocolli, che a loro volta hanno costituito un primato, un'iniziativa che poi ha dato origine ad ulteriori convenzioni e protocolli anche in altre regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, e che consentono e hanno consentito di andare a pescare soggetti che avevano partecipato a concorsi regionali, e in questo modo abbiamo distribuito, assumendo ovviamente nuove unità, e abbiamo potuto quindi andare a riempire dei posti che prima non era possibile fare. Questo l'abbiamo fatto con questa prima, diciamo, azione. Ovviamente ne seguiranno altre, e questo ci consente di andare ad assumere persone che sono residenti anche nel nostro territorio. Questa è un'iniziativa unica nel suo genere e che ha dato ottimi frutti. Ovviamente è sufficiente? No, ma quello che stiamo facendo come Ministero ovviamente è anche promuovere nuovi concorsi. Ce ne sono ovviamente, ce n'è uno in particolare che è quello più importante anche a livello numerico. Ci saranno 4.000 nuove assunzioni di addetti all'ufficio per il processo, che saranno ovviamente distribuiti poi a livello nazionale e arriveranno anche in Veneto. Così come ci saranno nuovi concorsi anche per le figure ugualmente molto utili, soprattutto anche a Venezia. Sto parlando ad esempio dei motoscafisti, sto parlando ovviamente degli autisti, sto parlando ovviamente di tutta una serie di figure che costituiscono la nostra grande famiglia, la nostra grande opportunità e la nostra grande potenza anche che dobbiamo sviluppare. Perché giustizia non è solo una voce di spesa del nostro bilancio dello Stato, ma è una grande forza e un grande investimento che dobbiamo fare per rendere il nostro Paese più efficiente e più attrattivo.
Ecco, tra l'altro diciamo subito, magari qualcuno dei nostri telespettatori si domanderà perché stiamo parlando di Venezia. Stiamo parlando di Venezia perché, essendo il capoluogo di regione, quello in cui poi hanno la sede le corti d'appello, il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, per cui diciamo che si tratta di una sede molto importante. Tra l'altro mi ricordo, Ostellari adesso mi ha ricordato che ci avevano raccontato a Venezia che c'erano grosse difficoltà a trovare il motoscafista, vale a dire quello che, essendo tra i canali, deve portare i faldoni da una parte all'altra, perché una volta che era andato in pensione il vecchio motoscafista, la figura di un motoscafista non era contemplata dal Ministero della Giustizia, per cui insomma hanno dovuto addirittura fare una piccola modifica per poter trovare il motoscafista. Volevo chiederle questo, magari quando si parla di giustizia si pensa naturalmente alla repressione dei reati, ma c'è un fattore molto importante anche per quello che riguarda l'economia, vale a dire per quello che riguarda appunto l'amministrazione del diritto civile, la certezza del diritto, di una giustizia che funziona, attira anche imprese che altrimenti, se sanno che si devono aspettare troppo per avere una risposta, potrebbero cambiare territorio. Esattamente così, infatti non dobbiamo solo pensare alla giustizia diciamo in ambito penale, no? Perché poi è quella, diciamo così, che fa un po' più notizia. Tuttavia quella civile è la giustizia che forse coinvolge ancora di più, no? Le nostre aziende, soprattutto le nostre aziende, le nostre partite. Tutte queste figure fondamentali nella crescita del nostro tessuto sociale. E noi sappiamo che l'imprenditore ha bisogno di risposte serie e veloci. Per questo, ad esempio, stiamo investendo molto anche sotto il profilo della digitalizzazione, che è un processo che è iniziato parecchi anni fa, ma che vede in questo nostro ministero diretto da Carlo Nordio un processo nuovo, un nuovo dipartimento della transizione digitale e tecnologica che è nato operativamente proprio dal 2023. Si sta dedicando molto per cercare di dare e fornire ovviamente agli operatori della giustizia un sistema che sia in grado di essere all'avanguardia. Guardi, noi abbiamo tutte le potenzialità per poter fare questa cosa, e soprattutto per essere un paese che attira anche investimenti anche dall'estero. Guardando proprio e facendo due conti, una giustizia efficiente, soprattutto in ambito civile, pesa 2 punti di PIL nel nostro paese, e la mancata attrattività per diciamo, gli investitori stranieri pesa circa 150 milioni l'anno. Quindi io credo che questa iniziativa e questa volontà che abbiamo di dedicare non solo al personale, ma anche e soprattutto alla tecnologia, le nostre azioni, io credo che questo sia l'orizzonte giusto e che dobbiamo ovviamente raggiungere. Certamente ci vuole un po' di tempo, anche con i fondi PNRR che abbiamo, li stiamo impegnando sostanzialmente tutti. Il termine è quello della metà del 2026 e credo che da lì in poi il Paese dovrà registrare ovviamente dei dati positivi per non solo gli operatori, ma anche per chi produce lavoro e produce investimento. Ecco, proprio da questo punto di vista, riallacciandosi alle esigenze della nostra economia, c'è un territorio in Veneto dove è attiva un fitto tessuto imprenditoriale, che è quello della Pedemontana. A Bassano del Grappa c'è un tribunale che al momento è chiuso, che però si discute da parecchio tempo di riaprire il cosiddetto Tribunale della Pedemontana Veneta. A che punto è questo processo? Siamo a buon punto, nonostante i gufi che ogni tanto si fanno vedere e che cercano, diciamo, di bocciare o comunque di evitare di parlare di questo progetto. Io credo che in realtà dimostreremo, insomma, che questa volta si vuole fare davvero e si vuole fare sul serio. Il Tribunale della Pedemontana non costituisce un capriccio,
ma una grande opportunità per un'area estesa e molto abitata e tra l'altro molto sviluppata, quindi il PIL che si produce lì in quell'area insomma è superiore rispetto a tutte le altre aree già sviluppate non solo del Veneto ma insomma del nostro paese. Quindi io credo che peraltro si debba dare ascolto a quello che il territorio ci chiede. E non mi riferisco solo ai cittadini, non mi riferisco solo a coloro che si erano visti all'epoca sottratto quel presidio, ma a tutti coloro che credono che questa sia un'opportunità anche di rilancio di un territorio, di rilancio anche della nostra regione, che diventa in questo contesto una delle poche regioni che può vantare un progetto serio e credibile, peraltro svolto assieme agli uffici anche della nostra regione Veneto, che hanno contribuito a rendere attrattivo e credibile una realizzazione di un presidio che non è quindi solo un luogo di incontro, non diventa un luogo di incontro tra i cittadini, ma diventa un volano anche per l'economia, che ovviamente si aspetta dalla giustizia vicinanza, ma soprattutto efficienza. Due cose volevo chiederle a questo proposito. La prima è, credo una settimana o 10 giorni fa, si era diffusa la notizia che alcuni tecnici del Ministero avessero compiuto un sopralluogo a via Marinali, alla sede del Tribunale, e non l'avessero ritenuta idonea ad ospitare un tribunale. La seconda è che rilievi a questo progetto erano stati mossi proprio da Vicenza, dal Tribunale di Vicenza, dove sostanzialmente si era osservato: prima risolvete i problemi di personale che abbiamo qui e poi, se volete, pensate anche ad aprire altri tribunali. Allora, guardi, in merito ai sopralluoghi ce ne sono stati fatti e se ne faranno ancora. Quando si parla ovviamente di questo tema, io l'ho anche ripetuto e ribadito, l'esito di questi sopralluoghi sono positivi. In che senso? Nel senso che il fatto che ci sia qualcuno che dal Ministero e quindi dal Dipartimento di Organizzazione Giudiziaria che parte da Roma e che quindi va sul territorio per vedere, verificare ed elaborare il piano, questo significa che ci stiamo credendo. Quindi tutto il resto, tutto quello che si dice e che si narra sono evidentemente chiacchiere che non trovano spazio e non devono trovare spazio se non nelle azioni. Io credo che al termine di questi dovuti sopralluoghi e di questi dovuti esami si avrà la risposta che tutti si aspettano. Più o meno quando, in termini temporali, le chiedo quest'ultima cosa. È difficile dare un termine perché noi in questo momento stiamo redigendo il progetto, diciamo, chiamiamolo quello più esecutivo, che poi deve essere peraltro portato anche al vaglio della Commissione prima parlamentare e poi dell'Aula sia del Senato che della Camera. E questo progetto ovviamente nel giro di, io credo, un po' di mesi saremo in grado di portarlo all'esame. Ci vuole solamente il tempo tecnico, insomma, di realizzare quello che diciamo non gestiamo direttamente noi politici, ma che devono fare i tecnici. Si tratta ad esempio della possibilità o meno di spostare il giudice di pace, che oggi ovviamente siede nel vecchio edificio di quello che fu il Tribunale di Bassano. Liberare quello spazio ci consente di riutilizzare il vecchio plesso, di utilizzare quello nuovo che peraltro è costato tantissimo alla comunità e ancora rifar riprendere vita a quella che fu la Procura della Repubblica. Ecco, tutto questo ovviamente necessita di una realizzazione da un punto di vista proprio tecnico. Credo che presto e a breve avrete e avremo tutti la possibilità
di venire in loco, magari proprio a Bassano del Grappa, e raccontare quello che stiamo facendo, cercando di tacitare le chiacchiere e cercando ovviamente di affrontare anche coloro che magari sono contrari. In Vicenza, in questo caso, ha, diciamo così, paventato questa possibilità di perdita, no? di occasioni. In realtà no, qui in questo progetto nessuno ci deve perdere, e Vicenza, così come gli altri tribunali, hanno il diritto e il dovere di ricevere delle risposte. Quando si parla di implementazione e di potenziare le piante organiche, ovviamente si parla di tutti i tribunali, che ovviamente hanno diritto ad avere questa risposta, ma è una risposta che attendono da anni e da tutti i precedenti governi. Noi oggi siamo in grado di darle queste risposte attraverso ovviamente l'invio di nuovo personale, che ovviamente deve essere assunto prima con concorsi. Dunque, cambiamo argomento, parliamo di violenza di genere, violenza domestica. Noi anche nel corso del nostro notiziario stamattina abbiamo dato diverse notizie in questo senso. Insomma, sapete che il Veneto purtroppo vive, come il resto della nazione, questo problema in maniera molto intensa. Ostellari, io volevo farle sentire la testimonianza di una donna che ha scritto una lettera aperta, ci ha contattati, noi l'abbiamo intervistata, è una ragazza che sta vivendo un incubo perché alle prese con un ex che dopo violenze e minacce di morte continua a perseguitarla. Allora ascoltiamo questa testimonianza e poi torniamo in studio. In casa, e dopo ti chiudi, anche se sei in casa, non mi fido più a lasciare la porta senza il chiavistello chiuso, diciamo. E neanche quando si esce dal cancello, sono mesi da quando sposto la denuncia che io mi guardo sempre attorno. Dov'è lo Stato che mi protegge? Per quanto tempo dovrò continuare a barricarmi in casa e guardarmi le spalle? E soprattutto cosa devo aspettarmi? Sono le ultime disperate domande nella lettera di una donna della provincia di Treviso, piombata da un anno nell'incubo della paura per colpa di un uomo che è tuttora a piede libero. La chiameremo Sara, vuole mantenere l'anonimato ma non vuole più tacere, e nella lettera racconta l'odissea. Una storia iniziata un anno fa, una relazione che finisce, che sfocia nella violenza, mani al collo, calci, schiaffi, coltelli puntati alla gola, minacce di morte, finché decide di denunciare alle forze dell'ordine. In prima battuta addirittura scoraggiata ad andare avanti. Tanto poi tornate tra una settimana a ritirare la denuncia, la risposta raccontata nella lettera. Ma lei non demorde e continua, subendo anche la vergogna di dover spiegare ai vicini chiamati a testimoniare la sua situazione. E la paura di vedere il suo ex nei pressi di casa più volte. 7-8 segnalazioni, e ci vuole tempo alla magistratura per far scattare un'ordinanza restrittiva, perché il sistema, racconta Sara, prevede che si valuti l'attendibilità della vittima prima di procedere. L'attendibilità della vittima. L'accelerazione sia dopo la tragedia di Giulia Cecchettin, indagini e ordinanza, ma ora si attende l'udienza preliminare e lui è ancora a piede libero. Domenica scorsa l'ex ha violato la restrizione e si è avvicinato a casa sua. Parte una quarta denuncia e Sara intanto vive ancora nel terrore e lancia un appello. La magistratura che si accelerino i tempi, che si alzi di nuovo la soglia dell'attenzione, come era successo poco dopo il caso di Giulia Cecchettin, perché le donne continuano a morire, non si può mai sapere cosa succede, si vive un senso di insicurezza. Trovo che purtroppo il codice rosso, che è la famosa legge del 2019, sia ancora in parte inapplicabile. Mi rendo conto che sono tutti sotto personale, le forze dell'ordine, il tribunale, però non siamo dei fascicoli, siamo delle persone. L'effetto Giulia Cecchettin sembra svanito, scrive con amarezza, ma non rinuncia ad esigere di tornare alla sua vita. Che ci siano anche un'applicazione molto più veloce delle misure restrittive e un appesantimento delle stesse appena succede qualcosa, insomma. Sara chiude la lettera scrivendo: voglio vivere, non voglio essere l'ennesima.
Non vorrei neanche che ce ne fossero altre di ennesime vittime. Non è possibile che queste persone rimangano a piede libero per mesi, anni e senza magari una certezza di una pena. Perché noi finché sono fuori, finché queste persone sono fuori, siamo in pericolo. Ha trovato la sua forza nella famiglia e nel centro antiviolenza e nonostante tutto non si è pentita di aver denunciato. Non mi sono pentita, lo rifarei ancora e lo rifarò tutte le volte che servirà. Dunque, Ostellari, l'appello alla magistratura e alle forze dell'ordine di questa donna è siamo persone, non fascicoli. Innanzitutto, certo, stiamo parlando di persone e non di fascicoli. Questo lo sappiamo bene e noi come Parlamento, guardi, di recente, proprio era a fine di novembre dell'anno scorso, siamo riusciti a dare un segnale che secondo me è molto importante, che è quello di una legge che ha potenziato il cosiddetto codice rosso, lo ha reso ovviamente più vincolante, ha dato alle forze dell'ordine e alla magistratura degli strumenti che sono più incisivi, con non solo le pene, perché poi la pena, attenzione, che arriva quando il danno è già stato fatto, ma soprattutto con strumenti quindi applicativi che possono essere ovviamente disposti dalla magistratura nei confronti di questi soggetti che usano questo tipo di violenza e quindi che compiono questi comportamenti. Allora, noi come Parlamento, come Governo, questa opera l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta peraltro anche con la consapevolezza di tutte le proposte che sono arrivate dal territorio, dalle associazioni, che hanno migliorato quindi il vecchio codice rosso. Abbiamo chiesto che ovviamente, ad esempio, quando ci sono delle attese ingiustificate, i procuratori possono essere chiamati, insomma, in qualche modo anche a dare riscontro, a dare conto, insomma, delle operazioni che mettono in campo. Abbiamo fatto in modo che quindi queste azioni siano effettivamente messe sul campo, ma certamente non siamo noi a operare. Deve essere la magistratura, ovviamente previo il vaglio naturale delle cose, ma con l'assoluta convinzione, questo glielo posso dire perché abbiamo avuto anche interlocuzioni anche con le forze dell'ordine, che questo fenomeno è assolutamente molto attenzionato, soprattutto nei nostri territori che ovviamente hanno visto un aumento delle denunce, e questo è un dato positivo, significa che quindi le donne hanno ricevuto questo messaggio, hanno capito che non serve non denunciare e hanno capito quindi che quando uno usa e compie determinati atti, evidentemente lo Stato sa da quale parte stare. Noi siamo quindi consapevoli che questo è uno degli obiettivi che dobbiamo raggiungere e se ci sarà bisogno di intervenire ancora da un punto di vista normativo, noi non ci sottrarremo, ma siamo consapevoli però che questo ultimo intervento che abbiamo fatto di fine 2023 è un intervento sufficiente per rendere effettivo questo bisogno, che tra l'altro è stato denunciato anche in questo servizio che avete appena fatto voi vedere a tutti. Quindi bene che se ne parli, ma soprattutto direi facciamo in modo che questo tema non sia affrontato solo dalla giustizia, ma che sia affrontato ovviamente anche da Ministero dell'Interno, che sia affrontato ovviamente anche nelle scuole, che sia affrontato ovviamente da tutta la comunità, che deve prendere quindi coscienza che questi episodi di violenza sono ingiustificabili e che devono terminare. Certo, naturalmente la tematica è molto ampia e coinvolge vari settori perché è un fatto anche culturale. Noi ci fermiamo solamente per un istante. Ostellari, io le chiedo un attimo di pazienza, ci rivediamo tra pochissimo.
Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG, l'ultima parte del nostro programma. Siamo in collegamento con il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia. Abbiamo affrontato molti temi legati alla sua carica. Io le farei un paio di domande politiche in chiusura. Innanzitutto le faccio vedere questi titoli oggi dell'edizione online del Corriere del Veneto. Bufera sul consigliere filorusso Valdegamberi. Si dice pericolosi legami tra Verona e i denari di Putin. Valdegamberi il voto in Russia, Putin ha il consenso, pioggia di critiche sul consigliere. Glieli faccio vedere anche perché c'erano state delle discussioni anche all'interno del governo sulle affermazioni del segretario del suo partito Salvini all'indomani del voto in Russia. Ma guardi, ieri c'è stata la risposta che secondo me è quella che noi tutti dobbiamo registrare. C'è stato un voto al Senato sulle linee, diciamo, che ha individuato e sintetizzato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Lega si conferma sempre un partner serio e attendibile. Tutto il resto, le ricostruzioni sulla base di presunte dichiarazioni, sulla base di quello che qualcuno dice o non dice, insomma, francamente, guardi, io sono abituato a ragionare sulle cose serie che si vedono e che la Lega in questo caso mantiene. Le parole date si mantengono e la Lega continua ad essere un partner serio anche in ambito internazionale. Detto ciò, abbiamo sempre sostenuto la necessità diciamo che le guerre possano finire, che debbano finire e che quindi in questo contesto sia messa, diciamo così, in primo piano la necessità di raggiungere la pace. Questo credo che sia un obiettivo non solo che abbiamo sottolineato noi, ma credo sia un obiettivo delle intere forze di maggioranza che hanno quindi la necessità di stare all'interno del patto atlantico, ma che vogliono ovviamente evitare l'escalation di episodi di guerre che ovviamente forse qualcuno invece vuole cavalcare. Questo credo sia il segnale e l'obiettivo che noi dobbiamo avere per il bene del nostro Paese, consapevoli però della necessità di essere parte seria e credibile all'interno di questa compagine di governo e che vogliamo mantenere molto salda. Grazie. Ringraziamo il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia, veneto padovano, e tra l'altro il ministro invece Nordio è trevigiano, per cui insomma è un ministero che parla veneto. Grazie nuovamente Ostellari della sua disponibilità. Grazie a voi. Grazie per l'appunto a voi telespettatori per averci seguito. L'informazione di Rete Veneta torna questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa. Arrivederci.